Ho sempre lavorato, sono da 23 anni a Padova, ho sempre lavorato, ho tutte le carte dell'Agenzia delle Entrate, perciò non ho nulla da nascondere. È il comune che non so cosa vuole fare. Questo è il problema. Lei ha anche un bambino di 12 anni, che cosa gli ha detto questa mattina? Cosa gli ha detto questa mattina? Niente, ho accompagnato a scuola. A lui non deve sapere niente. Dopo 4 ore di trattativa, Vincenzo Sinagra riempie le valigie che aveva preparato sull'uscio e con la moglie lascia la casa nella quale non riusciva più a sostenere l'affitto dal 2020. I volontari delle associazioni inquilini e Catai in aiuto a portare gli scatoloni. A nulla è valsa la nota dell'Alto Commissariato dei diritti umani dell'ONU di sospendere lo sfratto per evitare, si legge, danni irreparabili derivanti dalla violazione dei diritti umani. Ha chiesto l'ONU all'Italia di sospendere lo sfratto e o di assegnare un'abitazione alternativa adeguata, che non è la Casa Colori, perché la Casa Colori è una stanza precaria, costosa. Abitazione alternativa adeguata, quello che stiamo cercando di far capire anche a questa amministrazione comunale. 3 gradi di giudizio condannano Vincenzo a lasciare l'abitazione. Catai, associazioni inquilini e sportello sociale di Via Baiardi sono scesi in campo per aiutare questa famiglia. Per loro la sistemazione sarà a casa a colori, in attesa che la famiglia scali la graduatoria dell'Ater. Le case ci sono, le case sono abbandonate, chiuse, senza manutenzione. Le case comunali e le case Ater che poi vengono anche vendute. Questa è un'ingiustizia. È la 6ª esecuzione di sfratto in 3 anni, oltre 25.000 euro le spese sostenute dalla proprietà per rientrare in possesso della casa. A presidiare via Barzizza 2 camionette della polizia, diversi agenti. Si teme lo scontro che alla fine non ci sarà. 2 i medici che visitano Vincenzo. Nel frattempo la sua causa si allarga. Un altro inquilino della via accanto si aggiunge. Lui e la compagna sono la 3ª ingiunzione di sfratto. Noi dormiremo in macchina. A rappresentare il proprietario di casa, il signor Matteo Schiavon. Non chiederemo gli arretrati alla famiglia, dice, ma dopo tanti anni vogliamo rientrare in possesso della nostra proprietà. È sempre stato detto sia a lui che al suo avvocato che alle parti che non avremmo mai assolutamente richiesto le cose perché non ha veramente senso, ecco, però l'unica cosa è la liberazione dell'immobile, insomma, che rientra in proprietà dopo tanto.